Io do il benvenuto a tutti gli insegnanti, sono contento di vedervi numerosi, sono contento che finalmente siamo riusciti a partire con col progetto Scuola di Ambi Veneto, con Acqua, Ambiente e Territorio, e vi do il benvenuto. Ringrazio prima di tutto, oltre all'Ambi naturalmente, ma ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale, che è qui rappresentato dal professor Renato Mansi e fa parte del gruppo di lavoro poi col quale abbiamo collaborato per realizzare appunto le attività che iniziano oggi. Vi ringrazio anche Diana Mantegazza che mi sta dando una mano. Sono a distanza perché purtroppo ho contratto il Covid, sto bene, come sentite, insomma, non sto male, però tornerò presto, insomma, ecco, nonostante le plurivaccinazioni, ma non sono riuscito a sfuggire. Quindi perdonatemi se in questi giorni non sono così magari pronto come in altri momenti. Comunque sia, abbiamo un gruppo di Ambi che ci sta supportando, e io volevo fare un ringraziamento e un saluto al professor Mansi, che dice due parole appunto a proposito di questo inizio di attività. Vi ringrazio anche i professori che fanno parte del gruppo PCTO, con i quali poi mi riserverò di parlare nei prossimi giorni con una riunione specifica. Professor Mansi, a lei la parola, grazie. Sì, intanto mi scuso, mi sentite? Sì. Mi scuso per il video che, come in alcune occasioni può capitare, non parte. Comunque io ringrazio il dottor Peronato, ringrazio l'Ambi Veneto e saluto tutti i colleghi delle scuole. Diciamo che questo progetto è un progetto importante, interessante. Purtroppo dobbiamo cominciarlo a distanza per ovvi motivi, però l'abbiamo detto più volte anche nelle prime riunioni che abbiamo fatto, lavorare a distanza ci permetterà prima o poi di trovarci anche in presenza. Questa è un po' l'intenzione, anche perché è un progetto che nasce proprio anche con questa ambizione, no? Di riavvicinare gli alunni alle attività e alla normalità. Questo è, diciamo, anche il prezioso progetto che in qualche modo condividiamo, ed è questo anche il mio auspicio, anche perché non mi vedete, il mio auspicio di rincontrarvi in presenza e di poter insieme a voi portare a compimento quelle che sono le progettualità che sono previste. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie professor Mansi e grazie ancora per la disponibilità. Lascio la parola al direttore di Ambi Veneto, Andrea Crestani, che ci racconterà e ci illustrerà poi quali sono le tematiche a noi care, e che poi i ragazzi, i vostri ragazzi, sui quali lavoreranno i vostri ragazzi per poi produrre dei materiali multimediali. Ne parleremo alla fine. Lascio appunto al dottor Crestani di andare nello specifico e di illustrarvi quelle che sono le nostre tematiche e appunto la sostenibilità attraverso gli occhi della bonifica. Grazie direttore. Sì, buongiorno a tutti. Ci mettiamo un po' in postazione perché trascorreremo più di un'ora insieme oggi. Io ringrazio l'Istituto Scolastico Regionale per questa grande opportunità che ha dato ad Ambi Veneto, ma tutto il sistema dei consorzi di bonifica, di intraprendere questo importante percorso con le scuole, che a breve vedrà anche la condivisione attraverso un protocollo d'intesa con la Regione, e quindi daremo veramente gambe a un'iniziativa che guarderà molto lontano, quindi partiamo oggi per un percorso anche di formazione, che vedrà anche nei prossimi anni un continuo approfondimento su quello che sono le tematiche legate al territorio e all'ambiente attraverso la gestione e l'attività dei consorzi di bonifica. Mettere in connessione le attività che svolgiamo non solo con l'attività classica, ma rispetto anche ai problemi che
ormai da tutte le parti ci vengono evidenziati, che sono quelli legati al territorio e all'ambiente, a una gestione corretta di questo, e guardando in modo dettagliato quello che sono i goal dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità, perché questo è il nostro punto di riferimento ed è un faro che ci sta illuminando rispetto a tutta una serie di iniziative. Ecco, con le scuole iniziamo oggi questo percorso, in modo particolare con voi che non so se ci siamo già visti nel primo incontro quando abbiamo illustrato il progetto prima del lancio da parte dell'ufficio scolastico regionale. Cominciamo oggi un percorso di formazione il percorso che abbiamo fatto in questi anni rispetto a quello che è l'attualità e quindi alle problematiche che ci coinvolgono nei nostri tempi, negli anni che stiamo vivendo oggi. Quindi io partirei già con la presentazione e quindi vi chiedo attenzione rispetto alle cose, se qualcuno ha necessità può intervenire tranquillamente, anche perché le tematiche sono abbastanza, abbiamo cercato di non renderle complesse ma di renderle facili e discorsive, però ecco, se ci sono interventi siamo qua a disposizione. Adesso vediamo di condividere bene lo schermo, quindi siamo? Sì, è un po' lento nella risposta, ma ci siamo, eccoci qua. Mettere di sopra là in fondo perché è meglio che così. Ecco, perfetto. Allora, posso vederlo da qua? Sì, benissimo. Allora, partiamo dalla storia e dalle funzioni dei consorzi di bonifica. Noi abbiamo messo un titolo, dalla gestione idraulica all'agrosistema irriguo, quindi sono le cose principali che oggi illustreremo. Proviamo a partire, scusate ma c'è lentezza nel movimento, si blocca. Si blocca, non riesco a... Un attimo, vediamo, ecco. Vediamo. Per questo? Allora, la prima slide, vediamo, proviamo un po' a riassumere un po' le origini antiche dei consorzi di bonifica. Ed è una slide, sono 2 o 3 slide che vi inquadreranno quello che in realtà sono le basi fondanti di questi enti che operano su un territorio, a volte poco conosciuti. Le prime esperienze le abbiamo nel Medioevo. Qua vedete citazioni di alcuni consorzi che esistevano già nell'XI-XII secolo. Ottoville, Bacchiglione, Fossapaltana, Valdentro sono realtà storicissime. Poi la Serenissima Repubblica di Venezia, e questo è un periodo importantissimo perché la Repubblica di Venezia aveva un occhio di riguardo ai territori, alla gestione dell'acqua, della risorsa e quindi anche di tutte le opere idrauliche che sono state costruite in quei periodi, in quei tempi. La Serenissima dà origine al Magistrato delle Acque, quindi fa nascere in Italia la prima istituzione che si occupa di territorio e di gestione dell'acqua. Però importante è capire alcune cose. Le attività dei primi consorzi che sono stati costituiti in quei tempi fu proprio indirizzata, come ho scritto lì, alla difesa delle piene dei fiumi. Solo successivamente si svilupparono i consorzi chiamati retratti, che avevano la funzione appunto di ritrarre la terra dall'acqua e quindi recuperare territorio alle paludi e alle zone malsane.
Il consorzio di retratto, già capite che allora si parlava di consorzio, era spontaneo o coattivo, quando imposto dai provveditori. Veniva amministrato dagli stessi proprietari che avevano il compito di eleggere i loro rappresentanti a rotolo, quindi con votazione palese. Avevano il potere di imporre contributi, che si chiamavano campatici, sui consorziati esigibili con i mezzi della pubblica esazione. Potevano cessare solo dopo il compimento dell'opera. E qua, per questo e per il governo di tutto questo, la Serenissima istituisce il magistrato alle acque, che aveva appunto il compito di regimare della regimazione della difesa idraulica e il governo dei beni inculti per gli aspetti legati alla bonifica e all'irrigazione. Perché ve l'ho letto in maniera dettagliata? Perché vedrete che poi le stesse cose le ritroveremo qualche centinaio e qualche secolo dopo, fino ad arrivare all'attualità, in quello che sono i pilastri fondanti del governo dei consorzi di bonifica e della loro attività. Prima di arrivare al 1933, dove nasce il Regio Decreto che ancora che è il 215 del 1933, che è il Regio Decreto che ancora oggi ha istituito e governa i consorzi di bonifica, la difesa del suolo e tutte le attività inerenti alla gestione del territorio stesso. Nel 1922 a San Donà di Piave si è tenuto un congresso di bonificatori, i primi bonificatori privati che iniziavano un percorso di risanamento dalle terre, dalle paludi, per poterle coltivare. E questo congresso nel 1922 si è tenuto proprio a San Donà, e a San Donà un congresso di bonificatori si trasforma in un congresso nazionale dove partecipano ministri di ogni tipologia di competenza e i più grandi scienziati e tecnici del tempo, tra cui Serpieri, Trentin e molti altri. In quel congresso viene sancito un passaggio storico, quello che porta la bonifica dei territori con una visione solamente sanitaria ad un concetto di bonifica integrale. Ecco, nel 1933 tutto questo, quindi 11 anni dopo, si trasforma in un Regio Decreto e in norme che poi sono attualmente ancora in vigore. Il concetto di bonifica comprende appunto tutte le opere di prosciugamento, il riassetto idraulico del territorio e questo deve garantire l'utilizzo della risorsa idrica in funzione anche dell'attività agricola e non solo idraulica. Furono attribuiti ai consorzi in quel momento importanti poteri per la programmazione degli interventi, la progettazione e la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica. Perché diciamo questo? Perché nel 1933 già le idee su come gestire un territorio erano molto chiare. Lungimiranti, possiamo dire, i politici di quel tempo, molto bravi tecnici che operavano a fianco della politica, hanno però indirizzato la gestione del territorio su dei binari che sono attualmente ancora validi e molto, molto attuali ed interessanti. Quindi una storia che è presente oggi nell'attualità. La parte importante che vedete qua nel riquadro azzurro è che la bonifica realizzata deve essere integrale, sono considerate pubbliche, quindi a carico dello Stato totalmente le opere. Quindi lo Stato finanzia le opere, i consorziati sono, tra virgolette, è richiesta la partecipazione attiva dei privati nella gestione e la manutenzione delle opere. Quindi già in quel momento si scrive che lo Stato impegna le risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera pubblica, spetta ai cittadini, quindi ai consorziati che si devono riunire in consorzio, gestirla e quindi effettuare la manutenzione. Voi pensate solamente, ed è uno dei motivi questo, per cui le opere di bonifica costruite nei primi anni del secolo scorso, le principali, sono ancora attive, funzionanti e, fra virgolette, ripeto, in perfetta efficienza per la gestione del territorio. Perché questo? Perché la manutenzione
è lasciata in capo ai privati che se ne stanno occupando con le proprie risorse. Pensate bene se tutte le opere pubbliche fossero gestite direttamente dai privati che le utilizzano. Forse avremmo una gestione molto più attenta e soprattutto avremmo una gestione della risorsa pubblica e dei soldi, sicuramente delle risorse, molto più efficiente. Quindi Regio Decreto del 1933, tappa importante che ha dettato le regole oggi della bonifica integrale attualmente vigenti. Arriviamo ai giorni nostri, perché dal 1933 ripercorriamo un percorso molto veloce e arriviamo ai giorni nostri. Questi sono i pilastri fondamentali, fondanti dei consorzi di bonifica. Ecco, questo è il passaggio che richiama quello che abbiamo visto nella slide precedente di come aveva organizzato la Serenissima Repubblica di Venezia la gestione del territorio. I consorzi di bonifica attualmente oggi sono enti di diritto pubblico economico, hanno carattere associativo, dotati di autogoverno e di autonomia finanziaria. Ritorniamo a prima, si dovevano autogovernare, i consorziati eleggevano con voto palese i propri rappresentanti e finanziavano con proprie risorse le manutenzioni. Si amministrano attualmente per mezzo di propri organi e che sono composti democraticamente, i cui componenti sono democraticamente eletti dai consorziati. Ecco qua i principi fondanti è un principio di sussidiarietà, quindi persona giuridica pubblica a carattere associativo, le risorse finanziarie di un territorio vengono spese e mantenute all'interno dello stesso territorio, c'è l'autogoverno con l'amministrazione dei propri organi scelti dai consorziati e c'è un'autonomia finanziaria funzionale attraverso il potere impositivo. Esattamente uguale di quello che sono i principi che regolavano i retratti veneti all'epoca della Serenissima. Passiamo nel 2010, ecco, le funzioni assegnate attualmente ai consorzi di bonifica sono queste. Bonifica e irrigazione, la difesa del suolo, l'affidamento delle opere pubbliche in concessione, la tutela della qualità delle acque, la materia ambientale e poi di protezione civile. Se quelle sono le funzioni dettate dalla legge, questi sono i goal che tutti conoscete e gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dettati dall'Agenda 2030. Su questi obiettivi, su molti, non su tutti, le attività dei consorzi di bonifica stanno guardando, perché il futuro, anche per questi enti che governano il territorio e gestiscono la risorsa idrica per l'irrigazione, dovranno guardare e avere un occhio di riguardo rispetto all'applicare questi obiettivi al fine di raggiungere dei risultati nel futuro importanti. Siamo consapevoli che gestire un territorio è molto complesso, poi vedremo che dinamiche si sono inserite, perché pur avendo tutti noi ben chiari gli obiettivi, ben chiari le attività che vogliamo portare avanti, è inevitabile che nel contesto ci sono talmente, o meglio, ci sono alcune variabili legate alle attività dell'uomo, antropiche ed economiche, che a volte limitano molto il raggiungimento di questi obiettivi. Però questo è il punto a cui dobbiamo tendere tutti insieme. Il percorso che stiamo facendo ci porterà appunto ad analizzare alcuni di questi obiettivi rispetto alle attività che svolgiamo, affinché anche con gli studenti si possano realizzare una serie di attività, ma soprattutto uno degli obiettivi che abbiamo noi, che abbiamo messo in campo quando abbiamo cercato di realizzare questo progetto, è quello di arrivare a non studiare gli obiettivi solo su alcuni documenti, ma far capire anche ai ragazzi come tradurli in realtà concrete e come tradurre in atteggiamenti gli atteggiamenti quotidiani anche, va bene, e le loro riflessioni rispetto appunto al raggiungimento degli obiettivi. Quindi tradurre in maniera concreta il percorso che ci ha dettato la Comunità Europea. I consorzi non sono sempre stati come oggi li conosciamo.
Pensate che nel 1976 in Veneto esistevano 73 consorzi di bonifica, erano piccolissimi consorzi formati da proprietari di immobili, di terreni fabbricati, che si erano riuniti per la gestione del territorio. Proprio nel 76, con una legge, la numero 3, va bene, si sono aggregati in 20 consorzi, più un consorzio di secondo grado. Dal 76 quei 20 consorzi lì hanno operato fino al 2009. La legge del 2009 recepisce un'intesa Stato-Regioni che ha definito i nuovi criteri di riordino di questi consorzi, quindi un aspetto di una semplificazione, un riassetto generale in tutta Italia di consorzi di bonifica e scrivendo appunto l'intesa Stato-Regioni, che ha dato origine alla prima legge d'Italia, che sono le norme per la bonifica e tutela del territorio, la legge 12, che ha ridotto i consorzi da 20 a 10 attuali, più uno di secondo grado. Quindi questa è oggi la nuova conformazione dei consorzi. L'intesa Stato-Regioni arriva, come dicevo prima, nel 2008, ma arriva dopo anni di discussioni. Su cosa? Sul fatto se servano o meno questi enti strani, territoriali, che impongono delle imposte, quindi fanno pagare ai consorziati, e molto spesso i cittadini lamentavano la non conoscenza delle attività dei consorzi. Quindi il fatto che si vedevano recapitare a casa dei pagamenti ritenuti quasi dei balzelli, di enti inutili, e quindi c'è stata una grande discussione sull'utilità o meno di mantenere in vita questi enti. Lo Stato, assieme con le regioni, essendo una materia facente capo dopo la riforma del titolo V alle materie concorrenti tra Stato e regioni, ribadisce i criteri fondamentali dei consorzi di bonifica, ne determina un riordino e impegna le regioni a emettere delle nuove norme, delle nuove leggi proprio per il riordino dei consorzi di bonifica. Il Veneto, come nel 76, anche nel 2009 è stata la prima regione che ha emanato una legge di riordino dei consorzi di bonifica. Perché in realtà il Veneto ha sempre fatto scuola a livello italiano anche su questo. E quindi oggi, ecco, queste sono le cartine storiche dei consorzi di bonifica. Vedete alla destra dello schermo, alla sinistra, scusate, dello schermo, la cartina ante 76 con tutti questi micro consorzi di bonifica fino alla bonifica montana, e una cartina del dopo il 76, quella che è arrivata fino al 2009, di 20 consorzi. Vedete bene che è sparita la montagna, perché la montagna è stata tolta dalla responsabilità dei consorzi di bonifica, e arriviamo fino a circa 300 metri di altitudine come comprensori e gestiamo tutta la parte pedemontana e pianeggiante fino al mare. Questa è la nuova conformazione dei 10 consorzi e vedete nell'elenco i nomi dei nuovi consorzi di bonifica, partendo dal Veronese fino ad arrivare fino al Veneto orientale numero 10. Mette insieme a volte 3, a volte 2 consorzi di bonifica storici e riassetta l'intera conformazione del Veneto. Andiamo a vedere in dettaglio, appunto, ecco, ci saranno parecchie anche foto, i 4 capitoli su cui cercheremo di affrontare, ecco, l'incontro di oggi. La bonifica idraulica del territorio, l'irrigazione, funzioni che vanno oltre a quelle tradizionali e la potenzialità ecologica della rete consortile, tutta la parte ambientale che è la parte più straordinaria e nuova che stanno mettendo in campo i consorzi di bonifica. La bonifica del territorio. Ecco, queste sono immagini dei nostri impianti idrovori che punteggiano il territorio del Veneto. Poi vedremo anche quante sono. E qua si ferma. Eccoli qua. Fermo lì che è tornato avanti troppo. Ecco, quando noi avevamo un territorio dove i fiumi non avevano gli argini di oggi, vedete delle foto, dalla foto storica, i classici
trasportatori dell'epoca che trainavano le chiatte all'interno dei fiumi dove gli argini non esistevano. Questo è il fiume Brenta, non possiamo vedere oggi il Brenta in questa situazione, quindi capite bene come i fiumi avevano il loro spazio, se lo prendevano sul territorio a seconda delle loro portate. Quando aumentavano di portata a seguito di grandi piogge si prendevano parte del territorio, allagavano territori, allagavano campi, lo spazio c'era, e quindi e non è una foto di tantissimi anni fa, è degli anni 50, quindi è una foto che sembra del secolo scorso, però in realtà dei secoli scorsi, però in realtà è una foto molto recente. Com'era il Veneto? Il Veneto era un territorio poco ospitale, con ampie zone paludose. Questa è una foto solamente che vi volevo farvi vedere, solo per farvi vedere che al di là del disegno, del tracciato dei fiumi che vedete molto sinuosi, completamente diverso da oggi, tra un fiume e l'altro i territori venivano chiamati valli del Palù, valli di qua, valli della Torre Nuova, cioè erano valli. Valli non perché erano valli tra le montagne, ma erano territori depressi tra un fiume e l'altro, e molto spesso quando il fiume si riprendeva i propri spazi o alluvionava i territori diventavano zone paludose, prima inondate e poi paludose successivamente. Questa è la foto di gran parte del nostro territorio del Veneto. Queste sono foto molto più recenti di quello che erano di quello nostro Veneto. Vedete, abbiamo messo un'immagine di una casa quando venivano disinfestate con DDT per combattere la malaria nel 1955 nel Rodigino, marchiavano le case con la data e il prodotto che avevano distribuito. Le campagne erano malsane, incoltivabili, aree paludosi ogni anno allagate. Ecco, questa era l'immagine del nostro territorio, del nostro Veneto. Era un territorio inospitale. Nella zona pedemontana, invece, quindi nell'Alto Veneto, avevamo territori dove non c'era l'acqua, perché la geologia di quel territorio vede dei grandi materassi ghiaiosi alle pendici delle prealpi che portava l'acqua nel sottosuolo velocemente, inaridiva velocemente la superficie, non era coltivata, era abbandonata o semi-abbandonata, e le pochissime culture erano di poco pregio. La pastorizia imperversava, e quindi questi erano territori sicuramente poco adatti alle coltivazioni. Beh, se pensiamo che quel territorio lì oggi è il territorio dove esiste il vigneto Italia più grande d'Europa, dobbiamo capire cosa è successo nel tempo in quei territori, poi cercheremo anche di farlo vedere. E cominciamo, si inizia un percorso. Abbiamo detto nasce la legge 203, il radio decreto 213, comincia la bonifica integrale, si iniziano a progettare le grandi opere e inizia la stagione degli scariolanti. Vedete, grandi masse di persone, a mano, non esistevano le macchine, cominciano a scavare i propri fiumi. Il territorio comincia a subire un'azione fortissima di artificializzazione da parte dell'uomo. La gestione della risorsa dell'acqua, la gestione della risorsa idrica dell'acqua modificherà completamente il nostro territorio. I fiumi vengono scavati, i canali vengono scavati, quello che si riesce a fare con l'opera e l'azione dell'uomo a mano. Quindi queste sono immagini straordinarie, bellissime, che fanno la storia del nostro Veneto. E mi si è bloccato ancora. Lo prendo qualche secondo. Bisogna caricarlo. Riprova. Scusa questo. Ancora. Aspettiamo. Cliccando su Zoom non legge più il andare avanti, bisogna tornare sulla presentazione. Interrompo, ripartiamo. Ma perché? Ecco. Fermo lì. È perché non si carica. Doveva essere caricato tutto prima. Ecco, non va avanti nessun'altra volta. No, con questo link.
Proviamo a caricare una più leggera. Un attimo, gentilmente. Interrompi la condivisione. Interrompi la condivisione. Nel frattempo, direttore, se posso, intanto che sistemiamo la questione, volevo dire agli insegnanti per quanto riguarda la presentazione di giovedì per i ragazzi. Alcuni di voi ci hanno chiesto il link da mandare ai ragazzi, altri ci hanno chiesto di avere la registrazione. Allora, visto un po' anche per evitare di avere, chiamiamoli disturbatori, ecco così, preferiremo insomma che magari i ragazzi in DAD avessero esclusivamente la registrazione. Questo è un po' la nostra linea, poi se ci sono dei casi, delle cose che voi volete, ne discutiamo dopo con calma a fine della presentazione. L'unica cosa era che appunto, visto le richieste un po' a macchia di leopardo, state tranquilli che comunque c'è la registrazione per tutti, come ci sarà questa, insomma, come avete visto che stiamo registrando. Ecco, questo era un po' un aspetto importante da tenere sotto controllo. L'abbiamo fatto con l'inserimento di nominativi proprio perché fosse tracciato l'accesso. Però ci rendiamo conto che è un po' difficile poi, anche perché la situazione è in continuo in divenire e alcuni insegnanti, appunto come la professoressa di prima ci diceva, ci sono delle riunioni in corso ed è difficile correre dietro a tutto. Non so se avete risolto, il direttore, o se c'è bisogno. Ecco. Sì. Penso di sì, adesso mettiamo a schermo intero. Adesso lasciatemi. Allora, ritorniamo, abbiamo visto stavamo guardando queste bellissime immagini che riproponiamo su più fotografie, perché questa era la partecipazione anche delle comunità a un territorio che si stava trasformando e che aveva la necessità di diventare ospitale. Cominciano a vedersi le prime attrezzature, quindi vedete gli scavi con impiego di rotaie e carrelli trainati da cavalli o da somari. Iniziamo con l'avvento del vapore a innalzare gli argini, gli argini che abbiamo visto prima non esistevano nei canali scavati dall'uomo, quindi qua si susseguono anni di intenso lavoro, quindi iniziano grazie a queste grandi draghe messe nel fiume a vapore a innalzare gli argini e cominciamo a costruire gli impianti idrovori per sollevare le acque da quelle zone paludose tra un fiume e l'altro, quindi le aree che verranno poi destinate all'agricoltura. Inizia l'avvento delle macchine, dei motori e delle pompe idrovore che solleveranno le acque per immetterle nei grandi fiumi e portarle al mare e iniziare l'opera di bonifica e di prosciugamento del territorio che è stata un'epopea fantastica nel Veneto che ci ha consegnato il territorio che vediamo oggi. Eccolo qua, un territorio da come l'abbiamo visto prima paludoso a questo. Questa è un'immagine reale della pianura veronese, tra Verona e Rovigo, un'immensa pianura coltivata
qua abbiamo poca urbanizzazione, ma l'immagine mi serviva per farvi vedere come le acque sono state regimate all'interno di canali molto spesso artificiali o fiumi ricostruiti, arginati, le campagne sono state prosciugate, sono diventate terreno fertile per l'agricoltura e poi successivamente anche ospitali per la vita e per lo sviluppo delle comunità e delle loro attività anche economiche. Capite bene che questa è stata una trasformazione straordinaria del nostro territorio. Questo però conferma quello che pochi conoscono, che il nostro territorio è un territorio totalmente artificiale. Il territorio naturale del nostro Veneto sarebbe un territorio non ospitale, pericoloso ancora oggi, dove gran parte della superficie sarebbe sotto il livello del mare, non si potrebbero costruire né case né attività, non si potrebbe vivere né coltivare. L'opera e l'azione dell'uomo lo ha trasformato completamente. Lo ha trasformato consegnandoci un territorio straordinariamente ricco, perché lo sviluppo economico del territorio del Veneto è legato proprio a questa trasformazione. Però bisogna fare molta attenzione perché siamo sempre in una zona altamente fragile e l'acqua è pronta a ritrovare il proprio spazio. E queste sono immagini che poi adesso nel proseguo della relazione vedrete ancora. Mi si è bloccata un'altra volta. Cliccare sulla presentazione, perché quando sposta l'icona... Sì. Ecco. Ok, vediamo. Però... No. Questo è il... devo rispostarla però. Vabbè, questa è la gestione dei consorzi di bonifica in Veneto oggi. Abbiamo visto quei territori trasformati, operiamo su un territorio delineato da quella linea viola che vedete sul monitor. Vedete quanti fiumi di varie dimensioni attraversano il nostro territorio. Quelli blu sono i grandi fiumi, dall'Adige al Brenta, al Bacchiglione, al Piave, la parte di tagliamento. Tutto l'azzurro più chiaro sono i fiumi di seconda categoria e poi abbiamo un reticolo immenso definito così reticolo idraulico minore che rende il nostro territorio un'area altamente vascolarizzata, con dei capillari molto fitti che sono proprio tutta la rete di canali che gestiamo e che servono proprio a mantenere asciutto il nostro territorio. Lo vedete nella slide, abbiamo circa 25.000 chilometri di canali, 25.000 chilometri di canali a servizio del nostro territorio gestiti dai consorzi di bonifica. Oltre 8.000 chilometri sono per l'irrigazione e la restante parte sono canali di scolo. Abbiamo circa 400 impianti idrovori sul nostro territorio. 400 impianti idrovori perché il nostro territorio è un territorio che per 2/3 è sotto il livello del mare. Vedete, 240.000 ettari sono sotto il livello del mare e 455, quindi è 1/3 di 1.200.000, va bene? Sono aree che senza il pompaggio dell'acqua sarebbero allagate. I puntini verdi che vedete sulla mappa sono figurativamente tutti gli impianti idrovori e l'area dove l'acqua non defluisce a mare se non venisse alzata, pompata, immessa dentro i fiumi e portata a mare. Quindi quella è un'intera area, immaginatela, questo grande catino prima che scende dalla pedemontana e arriva fino al mare, questo grande catino che si abbassa sotto il livello del mare. Lì l'acqua una volta impaludava i territori. Oggi, vedete bene, ci sono territori, basta guardare, c'è Padova, la città di Padova, c'è tutto Mestre, abbiamo tutto il Veneto orientale, abbiamo tutto il Rodigino, cioè sono tutte aree che senza l'azione degli impianti idrovori non sarebbero ospitali. Problema di gestione di sta roba qua, ragazzi, che non riesco a... Ecco, allora, abbiamo visto
la gestione del territorio e come si è trasformato negli anni. Però ecco, noi abbiamo delle problematiche attuali nella gestione del territorio. Quali sono? E qua andiamo un po' ai giorni nostri, alle cose che stiamo facendo oggi. Perché tutto quanto oggi viene collegato, e l'abbiamo messo in giallo sotto, ai cambiamenti climatici. Queste piogge intense localizzate che creano problemi idraulici, l'aumento dei periodi siccitosi, quindi questa alternanza di precipitazioni e di situazioni meteorologiche tra l'estate e l'inverno, le famose bombe d'acqua. Quindi stiamo additando e quindi imputando al cambiamento climatico quasi tutta la responsabilità di quello che sta capitando nei nostri territori. Non è proprio così. Non è per dire che i cambiamenti non ci sono, i cambiamenti climatici ci sono ormai evidenti, però ci sono due varianti o due variabili che stanno compromettendo, o meglio aggravando di più il cambiamento climatico e generando i danni che molto spesso si osservano. Uno è il consumo di suolo e l'altro è la grande urbanizzazione. Consumo del suolo, che abbiamo messo due dati. Nel decennio tra il 2000 e il 2010 abbiamo consumato in Veneto più di 4.100 ettari all'anno, circa 13 campi da calcio al giorno, con un consumo pro capite di 455 metri quadrati ad abitante. Siamo molto più alti della media nazionale, il Veneto si pone seconda regione per consumo del suolo in Italia. E nel contempo abbiamo avuto un'urbanizzazione estremamente alta, oltre 220.000 ettari di terreno è urbanizzato, quindi vuol dire impermeabile, ricade nei comprensori di bonifica. Cioè in quei territori dove abbiamo portato via l'acqua perché erano paludosi, abbiamo cementificato e urbanizzato i territori, rischiamo di compromettere anche tutte le attività di sicurezza idraulica. Poi vi faccio vedere una foto che sarà bellissima da vedere. Ecco, non va avanti, non so per quale motivo. Eccolo qua, avanti a scatti. Scusate un secondo. Siete contenti di toccare Mauro, non capisco più niente. Ecco, hai toccato, ogni volta che si tocca. Ah, il microfono spento. Eccolo là. Sì, no, stavamo parlando tra di noi perché sennò non riusciamo a... Vediamo se riusciamo a far proseguire. Ecco, questa slide qua, abbiamo parlato prima di consumo del suolo. Qua vi abbiamo messo due dati. Nel 1970, dal 1970 al 2010, abbiamo detto che abbiamo consumato circa 4.000 erotti ettari ogni anno di superficie. Se vedete, noi abbiamo un consumo di suolo, lo vedremo forse nella slide successiva, eccola qua. Questa è l'area artificiale, le superfici artificiali che abbiamo nel nostro territorio. Parliamo sempre del comprensorio dei consorzi, però abbiamo la montagna, incide poco poi per le differenze. Noi abbiamo ad oggi, al 2006, quindi è un dato ancora vecchio, però è l'unico dato ad oggi disponibile ufficiale, 218.000 ettari di superficie artificiale. Okay? Tenete in mente questo dato, 220.000 ettari di superficie. Se torniamo indietro, vediamo che dal 1970 al 2010 abbiamo trasformato una SAU, superficie agricola, l'abbiamo trasformata in superficie non più utilizzabile, quindi artificiale, ne abbiamo trasformato 179.000 ettari, cioè 180.000. Allora, in Veneto abbiamo detto abbiamo 220.000 ettari di superficie artificiale. 180.000 li abbiamo
consumati, cementificati a partire dagli anni 70. Cosa vuol dire? Che da quando abbiamo iniziato a costruire le nostre infrastrutture e abitazioni agli anni 60 abbiamo costruito e utilizzato circa 40.000 ettari di superficie. Negli ultimi 50 anni ne abbiamo urbanizzata e quindi resa artificiale 180.000. Avete capito? Quindi 40.000 ettari di superficie circa li avevamo fino al 1960, dal 1960-70 in poi, fino ad oggi, abbiamo praticamente trasformato 6 volte di più la superficie che avevamo costruito nei secoli precedenti. Questo ha generato cosa? Una urbanizzazione selvaggia, un non considerare l'aspetto idrogeologico del nuovo territorio, cioè quello più delicato, quello che rende fragilissima la nostra regione dal punto di vista idrogeologico, in quanto è un territorio sotto il livello del mare, una gran parte, e che ha delle criticità idrauliche estremamente alte. Non abbiamo tenuto conto di certi aspetti, e soprattutto di dove si andava a costruire. Sta di fatto che oggi ci troviamo in situazioni emergenziali ogni volta che piove. Quindi capite bene che non possiamo imputare solo al cambiamento climatico e alla trasformazione del tipo di pioggia, ma dobbiamo imputare questo anche a un'azione antropica dell'uomo che ha trasformato il territorio, o meglio, ha costruito aree artificiali dove in realtà una volta c'era la palude. Questa è l'area che vi dicevo prima, è l'area che, quei 450.000 ettari, che senza l'azione di quei puntini rossi che sono gli impianti idrovori, sarebbe un'area allagata, perché l'acqua non defluisce a mare se non attraverso l'innalzamento meccanico da parte degli impianti idrovori, perché abbiamo un livello che è sotto il livello del mare. Degrada da 0 metri o da 2 metri sopra il livello del mare a -4 sotto il livello del mare. Le aree costiere della nostra pianura. Fate memoria di quest'area colorata in verde e in giallo. Ecco, abbiamo sovrapposto le superfici artificiali cementificate all'area dove ho gli impianti idrovori che sollevano l'acqua. 70.000 ettari di superficie urbana, cioè il 32% di tutto l'edificato del nostro Veneto, è stato costruito negli ultimi 50 anni, 50-60 anni, va bene, nei comprensori a rischio dove l'acqua defluisce solo a scolo meccanico. In questi territori, teoricamente, non avremmo dovuto costruire nulla. Avremmo dovuto lasciare le campagne come dopo la prima bonifica, perché tecnicamente sono aree molto pericolose dal punto di vista idraulico. È inevitabile che poi al manifestarsi di eventi climatici estremi come quelli che stiamo osservando in questi ultimi anni, gli effetti al suolo a volte possono generare dei danni. Questo è veramente un aspetto da tener conto, perché pochissimi hanno la conoscenza anche di dove vivono, del proprio territorio, di dove sono posizionate i centri urbani, gli abitati, le aree industriali, che poi ci si lamenta perché vanno sotto acqua o vengono allagate. Ecco, vedete come in queste due immagini abbiamo nel caso di terreno agricolo abbiamo il 30-40% dell'acqua piovana che defluisce nella rete, è la freccia quella orizzontale al piano di campagna, che defluisce nella rete idraulica quando piove, la grandissima parte si infiltra e una parte evapotranspira. Nell'altra parte, dove abbiamo superfici cementificate, vedete bene che abbiamo una pochissima percentuale di acqua che si infiltra, perché non ha il tempo di infiltrarsi, una parte evapotranspira e l'80-90% di questa acqua invece defluisce nei canali. Ecco che con questo tipo di deflusso i canali che abbiamo costruito per un territorio non così urbanizzato vanno in crisi, molto spesso esondano e allagano i territori.
Un'altra bella immagine che vi fa capire come effettivamente abbiamo sviluppato un territorio. Vedete, questo è un quartiere, il quartiere San Carlo, periferia di Padova. Tenete in mente, guardate questo campo da calcio, che si vede ancora bene in questa foto, del 1945, e questa è la stessa immagine nel 2000, lo stesso campo da calcio è rimasto qua, però avete capito come quel territorio forse è stato urbanizzato se non tenere conto del rischio idraulico che quell'area e quella zona aveva. Di queste immagini potremmo far vedere centinaia nella nostra regione. Eccoli qua. E quindi gli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo, la diminuzione dei tempi di corrivazione, quindi del flusso delle acque, e l'aggravamento della gestione idraulica sono gli effetti appunto che genera l'urbanizzazione sul nostro territorio. E qua vi volevo così tirare la vostra attenzione sulla differenza che c'è tra alluvione ed allagamento, perché la percezione dei cittadini, quando vede un po' di acqua su una strada, i giornalisti stessi in televisione alla sera vediamo alluvione in quel quartiere, alluvione dall'altra parte, il Veneto alluvionato, perché magari c'è stata una bomba d'acqua. In realtà la percezione dilata molto gli eventi. E quindi abbiamo due tipologie di eventi che devono essere tenuti in considerazione. Abbiamo, non si può capire perché c'è sta roba, abbiamo la percezione del rischio per eventi alluvionali, e questi hanno tempi di ritorno di 50 o 100 anni, quindi vuol dire che sono eventi che si manifestano con la loro intensità a distanza di 50-100 anni. Questi si possono definire eventi alluvionali importanti. Poi invece abbiamo quell'altra percezione dovuta invece a piogge intense che hanno una frequenza annuale, che molto spesso si sviluppano all'interno delle aree urbane, soprattutto dove abbiamo l'intasamento delle reti fognarie o addirittura abbiamo la mancanza degli scoli delle acque piovane all'interno delle aree urbanizzate. Ecco, non possiamo mettere in correlazione i due eventi. Sono due tipologie diverse, una è legata a una, soprattutto quella con frequenza annuale, proprio a una mancanza di gestione del centro urbano, e l'altra invece è legata molto spesso ad eventi calamitosi importanti. Questi eventi calamitosi con tempi di ritorno da 50 a 100 anni non possono essere eliminati, è come un terremoto. Si mitigano, devo mettere in atto tutta una serie di misure di precauzione per mitigare il rischio idraulico di questi eventi calamitosi. Quindi devo infrastrutturare un territorio perché sia sempre più sicuro. Dall'altra parte invece dobbiamo agire proprio per una corretta manutenzione dei luoghi dove viviamo. Questa è una cartina geografica, è una mappa di allagamenti di quelli che abbiamo visto prima legati alle fognature, al malfunzionamento delle fognature, su un comune del Trevigiano, il comune di Mogliano Veneto, tra il 2005 e il 2009, cioè in 4 anni, in 5 anni, vedete quante aree sono state allagate dalle piogge. Quindi non per eventi alluvionali, ma per semplice allagamento e malfunzionamento delle aree, delle strutture di scolo legate alle fognature, delle acque meteoriche in modo particolare. E questa è un'immagine che vi fa vedere come, il perché una fognatura non funziona e quando piove tanto la strada si allaga e le caditoie esplodono, quindi rigurgitano l'acqua. Ecco, questa è una strada, di queste ne abbiamo centinaia di esempi. Vedete, in azzurro vi mostriamo il dettaglio della tombinatura sotto il manto stradale di una fognatura che doveva essere il recapito di acque meteoriche, completamente intasata dalla terra, ma di una dimensione estremamente piccola, forse funzionale negli anni 40-50, negli anni 50, dove nelle prime fognature che venivano costruite. Lo scatolare che vedete con scritto nuovo è la fognatura che serve a quel centro urbano lì per poter
portare via le acque meteoriche in caso di pioggia. Ecco, allora ogni volta fatevi una domanda: quando piove tanto e si allaga un quartiere o una strada, fatevi la domanda del perché. Molto spesso perché sotto il manto stradale non c'è la fognatura, o c'è una fognatura non più adeguata per l'intensità delle piogge che abbiamo oggi nei centri urbani. O meglio, può darsi che quella fognatura lì, quando l'hanno costruita, era corretta e era il recapito finale dell'acqua magari di un gruppo di 10-15 case, di un piccolo quartiere. Poi nel quartiere le case sono diventate 50, poi 100, poi 200, poi magari 1000, e tutte le fognature e gli scarichi sono concentrati all'interno di quella strada principale lì dove c'era la fognatura. Ma nessuno mai ha cambiato la dimensione di quel recapito. Ed ecco perché oggi l'allagamento legato alla pioggia intensa è un problema di grande attualità, perché è anche una delle cause di danni notevoli alle nostre abitazioni. Vabbè, qua vi ho messo un po' quello che sono i gestori che si occupano dell'acqua. Le fognature bianche dovrebbero essere i comuni, le fognature nere miste, ma questo è il servizio idrico integrato, quello che ci fornisce anche l'acqua potabile. I fossi minori sono molto generalmente legati alla proprietà privata o ai comuni, e poi abbiamo tutto quel reticolo che vedevamo prima di quell'immagine tutta azzurra, dei corsi d'acqua minori, quei 25.000 km di canali che sono in capo ai consorzi, e i grandi fiumi invece se ne occupa direttamente la regione, anche per i notevoli investimenti che servono per la gestione di questi. Alcune foto di quello che poi è il cambiamento climatico. Da una parte l'immagine che bene o male insomma, ce lo ripropongono spesso da più parti. Questo è il ghiacciaio della Marmolada vista dal lago del Fedaia. Abbiamo un arretramento solo nel 2020 di 6 metri, insomma abbiamo quasi la scomparsa di una parte importante del più importante ghiacciaio che abbiamo tra la regione Veneto e la regione Trentino Alto Adige. Dall'altra parte vi ho messo un'immagine che, se non l'avete mai vista, osservatela bene. Questa qua non l'abbiamo scritta, mi sembra, no. Comunque questo qua è a Ponte di Piave, nel Trevigiano, è il Piave. Siamo sul ponte Sacro alla Patria e siamo nell'ottobre del 2018, 28 ottobre, tempesta Vaia. Il fiume nell'immagine sotto è nel suo corso naturale, e vedete i piloni del fiume ben fuori dall'acqua, e vedete l'immagine della tempesta Vaia di quel giorno. Il Piave è cresciuto di 11,5 metri in altezza, lambendo il ponte stradale. Capite bene la dimensione degli eventi estremi quando hanno un carattere invece di alluvione. L'evento di Vaia è un evento con tempi di ritorno centenari, ed ecco che genera questi tipi di situazioni, non gli allagamenti delle aree urbane. I consorzi operano però come dicevo prima, operano proprio per mitigare quello che abbiamo detto essere i cambiamenti che si sono generati nel territorio da parte dell'uomo e dall'altro il cambiamento climatico. Attraverso cosa? Attraverso opere, perché solo le opere e le infrastrutture oggi mitigano o ci danno maggior sicurezza idraulica nei territori dove viviamo. Ormai lo abbiamo compromesso il territorio, abbiamo edificato oltremodo, abbiamo costruito magari dove non si poteva costruire, abbiamo costretto i fiumi all'interno dei propri argini senza avere più spazio di espansione. Ecco che allora abbiamo dovuto correre ai ripari, proprio dopo 50 anni di urbanizzazione selvaggia, nel mettere in campo grandi opere ed investimenti per poter mitigare questo rischio idraulico. Ecco i bacini di laminazione, grandi casse di espansione, grandi bacini per poter contenere le piene dei fiumi prima che allaghino le città. Questo dopo il 2010 del Veneto alluvionato, nella zona di Vicenza, questo è uno dei bacini che abbiamo realizzato come consorzio di bonifica, oltre a quelli della regione a Caldogno. Lo vedete qua nella immagine dall'alto di Google Maps, questa è la dimensione del bacino di Trissino,
sul fiume Agno, eccolo qua, e questo è la cassa di espansione che si è realizzata e una prima riempimento l'anno scorso in un momento di necessità per evitare piene dei fiumi. Protegge la città di Vicenza e non solo, ed è collegato ad altri bacini di eliminazione che ci sono in quel territorio, peraltro un territorio altamente urbanizzato, industrializzato, pieno di aree commerciali e artigianali che hanno compromesso sicuramente la sicurezza idraulica di quel territorio. Costruiamo e continuiamo a migliorare la potenza e potenziamo gli impianti idrovori che abbiamo nel nostro territorio. Continuiamo a tenere in efficienza e in manutenzione le pompe, ripeto, che fanno funzionare gli impianti idrovori, continuando e migliorando in tecnologia. Scusate, ma si blocca. Eccolo qua. E poi interveniamo sulla manutenzione e la sicurezza idraulica appunto di tutti i canali per mantenerli in efficienza, perché questi canali hanno uno scopo che è quello di far defluire le acque verso il mare, e quindi vedete anche la dimensione di questi importanti canali che sono quasi dei fiumi, vedete però la natura totalmente artificiale, costruite dall'uomo proprio per regimare le acque in un territorio. Quindi le azioni di consorzio di bonifica nella mitigazione del rischio idraulico si sviluppano in questi grandi progetti, in queste grandi realizzazioni che portiamo avanti oramai da anni. E io avrei finito la prima parte, che è quella della sicurezza idraulica. Quindi abbiamo fatto un escurso della storia per arrivare fino a quello che oggi è le attività, che sono le attività che che mettiamo in campo per la sicurezza idraulica di un territorio. L'altra faccia della medaglia delle nostre attività, che è quella che riguarda invece la risorsa idrica. Qua parliamo di risorsa, la parlavamo di un aspetto negativo dell'acqua, l'acqua che fa male, l'acqua che crea danno, l'acqua che impedisce la vivibilità di un territorio. Qua invece parliamo della risorsa, cioè l'altra faccia della medaglia, utilizzare le acque per l'irrigazione, per le coltivazioni, per l'agricoltura, per il mantenimento di un territorio, e poi vedremo anche di un paesaggio che si mantiene proprio grazie all'utilizzo dell'acqua di irrigazione. Però, come abbiamo visto il ponte prima sul Piave, a Ponte di Piave, del fiume Piave, questa è un'immagine dell'Adige in secca nel 2017, non tantissimi anni fa. Vedere l'Adige così, quasi da attraversare a piedi, è una foto storica. Qua siamo nella bassa, siamo tra Verona e Rovigo. Vedere l'Adige così, veramente storico. In quell'anno abbiamo avuto un'annata molto siccitosa, e così come questo evento evidenzia questa alternanza anche qua di estati molto piovose o addirittura siccitose, che rischia di compromettere completamente l'organizzazione di un sistema agricolo che sta diventando sempre molto più efficiente per le nostre produzioni e che ha bisogno di una continuità nella gestione della risorsa. Però il cambiamento climatico, ecco, ci evidenzia appunto questo tipo di situazioni. Vabbè, questo poi lo lascio a beneficio di tutti, la lettura di questa slide. Volevo solo farvi, notate solamente il grafico che abbiamo sotto, nelle ascissi abbiamo le annate, nelle ordinate abbiamo l'aumento di temperatura. Vedete come la temperatura fino al 1900, fino agli anni 2000 quasi circa, si è mantenuta all'interno di un determinato range, e poi abbiamo schizzato in alto questa curva negli ultimi decenni, portando a un aumento ormai già consolidato di 1 grado di temperatura, e capite bene che questo magari alla percezione è poco, però è già osservato, e i cambiamenti climatici che dicevamo prima lo dimostrano. Questo comporta ondate di calore estivo importanti,
un allungamento della stagione irrigua che una volta si concentrava in qualche mese tra luglio e agosto. Oggi partiamo da marzo, siamo già nelle condizioni di dover irrigare le colture e andiamo fino a ottobre perché abbiamo siccità autunnali molto importanti, quindi abbiamo una stagione irrigua molto elevata. Abbiamo un uso della risorsa sempre più oculato, quindi capite bene che tutto il comparto che viveva di notevoli risorse idriche, perché c'è ancora la disponibilità, nel futuro dobbiamo mettere in atto delle situazioni per utilizzare al meglio la risorsa idrica e in maniera sempre più efficiente. Anche perché, come vi ho detto prima, il nostro territorio usa la risorsa idrica non solo per l'agricoltura, ma proprio come vedremo anche da un punto di vista ambientale. I consorzi di bonifica in Veneto si estendono su 1.200.000 ettari, abbiamo visto. Circa la metà, 600.000 ettari, sono territori soggetti ad irrigazione. 400.000 ettari abbiamo un'irrigazione di soccorso. Poi vedremo che cos'è, e 200.000 ettari abbiamo un'irrigazione strutturata, cioè quindi vuol dire molto con delle strutture fisse a servizio dell'agricoltura. Ce la faccio. Le aree che vi dicevo prima sono queste, colorate, i 400.000 ettari sono l'area gialla e i 200.000 ettari sono l'area arancione rossa. I puntini azzurri sono tutti punti di prelievo di acqua che i consorzi utilizzano per irrigare, o meglio, per distribuire l'acqua nei territori. C'è salto per il 90%. Come? L'altro 60%, o meglio l'altro 50% di superficie è una superficie che non è organizzata per l'irrigazione. Ricade dentro quei comprensori, adesso la proporzione non è corrispondente ai colori. All'interno dell'area gialla abbiamo tantissime aree che non sono soggette a irrigazione, perché non siamo nelle condizioni di trasportare l'acqua verso le aziende agricole. Gli esempi delle tipologie irrigue sono queste. Questa è l'irrigazione di soccorso. Abbiamo i canali pieni di acqua perché sono canali di scolo. Da questi canali viene prelevata l'acqua per irrigare i campi. È logico che se devo prelevare l'acqua da questo canale non posso portarla per 10 km lontano. Quindi i buffer che vengono irrigati sono limitrofi ai canali di scolo, dove ho la possibilità di agganciare degli impianti di irrigazione come aziende agricole nelle vicinanze appunto di questi canali. Diversamente invece l'irrigazione strutturata, vecchia tipologia che stiamo cercando di riconvertire, canaletti in cemento che strutturano i territori. È logico che in questi territori dove abbiamo le canaletti in cemento non abbiamo irrigazione superficiale, quindi non ci sono canali ma solo strutture artificializzate come questa che porta l'acqua alle campagne, e generalmente veniva utilizzata il metodo a scorrimento, un metodo che ormai si sta cercando di abbandonare. L'irrigazione nuova è l'irrigazione in pressione, tubata, sotterranea, con dei punti di consegna alle aziende agricole. E questa sinceramente è l'innovazione tecnologica che oggi stiamo cercando di portare avanti. 18.000 km di rete, 10.000 dicevamo di tipo promiscuo, 8.500 sono quelle strutturate, corrispondono alle superfici che abbiamo visto prima. Ogni anno deriviamo dai canali, come acque superficiali e sotterranee, 5 miliardi di metri cubi di acqua. Le fonti di prelievo sono 714. 528 superficiali, quindi 95% dell'acqua è fonte di prelievo e acqua superficiale, solo il 5% da falda. La stagione irrigua dura da marzo a settembre, quindi in quel periodo qua noi distribuiamo all'agricoltura 5 miliardi di metri cubi di acqua, quindi molto importante. Una volta si utilizzava tantissima acqua, come vedete, venivano allagate le campagne, grandi canali circondavano tutte le campagne, fossi, acqua molto disponibile.
perché in realtà gli usi erano anche, e le competizioni sugli usi erano minori. L'acqua che veniva derivata era tutta per l'agricoltura. Oggi i metodi di distribuzione sono molto più efficienti, come vi ho mostrato prima, e usano le moderne tecnologie. Si arriva verso la migliore efficienza. Questa è l'efficienza più importante di questi ultimi decenni, oramai consente di ridurre il 50% di utilizzo dell'acqua, tubature sotterranee, punti di consegna alle aziende e poi impianti tecnologici presso le aziende agricole. E quindi distribuzione anche con irrigazione di precisione, possiamo dire. Eccola qua, queste sono le immagini oramai consue che possiamo vedere nelle aziende agricole, se non queste nelle grandi aziende, che sono addirittura telecontrollate e gestite dai computer e tramite i satelliti. A supporto dell'irrigazione ormai abbiamo un'irrigazione di precisione, abbiamo le app satelliti che ci controllano la superficie, l'umidità a terreno, gestiamo attraverso impianti per esempio che distribuiscono a goccia lungo le interfila, punti di consegna, irrigazione che consuma e utilizza minor acqua. Ecco, questa è ormai la nuova frontiera della risorsa idrica. Perché stiamo andando verso questo? Attraverso investimenti finanziari importantissimi, quindi vedete questi importi, siamo arrivati quasi a 500 milioni di investimenti, arriveremo nei prossimi anni col PNRR, tutti per la gestione oculata ed efficiente della risorsa idrica, per risparmiarla e poterla gestire nel modo migliore. A servizio di questo abbiamo anche delle piattaforme tecnologiche, la più importante che è dei consorzi di bonifica si chiama Irriframe. Cosa facciamo oltre alle funzioni tradizionali? E arrivo velocemente per poi andare verso l'uso della risorsa nella parte ambientale. Oltre alle funzioni tradizionali, i consorzi di bonifica hanno anche altre funzioni, soprattutto legato all'ambiente, alla sostenibilità ambientale, al contrasto al cambiamento climatico, alle energie pulite. Quindi abbiamo tutta una serie di attività che si spostano dalle due fondamentali, quindi dalla sicurezza idraulica e dall'irrigazione, per andare verso appunto la gestione di un cosiddetto agrosistema agricolo che si pone verso la collettività attraverso i servizi ecosistemici. Queste sono tutte situazioni che gli obiettivi dell'Agenda 2030 li declina e li definisce molto, molto bene. Ecco qua, noi produciamo energia pulita da fonte idroelettrica, costruiamo e realizziamo aree di filtrodepurazione per migliorare le qualità delle acque che poi si trasformano in oasi ecologiche e ambientali di grande pregio, come questa che ha di mezzo, è un'area ormai WWF molto interessante dal punto di vista ecologico-ambientale. Contrastiamo il cuno salino, quindi l'intrusione dell'acqua di mare sui fiumi, quando le pressioni che spingono l'acqua da monte verso valle diminuiscono. Costruiamo barriere sotterranee, questa è una barriera immersa in acqua che funziona con dei flap. Quando l'acqua del fiume spinge verso mare si aprono, quando il mare spinge verso terra chiudono il mare e lo dividono dal fiume, preservando l'intrusione del cuneo salino, che ripeto essere oggi una delle grandi cause, prima causa di desertificazione della costa. Realizziamo aree forestali di infiltrazione, quindi immettiamo nei periodi dove l'acqua non la utilizziamo, abbiamo generato delle aree artificiali per immettere acqua nel sottosuolo e infiltrarla in falda. Lavoriamo e facciamo attività di manutenzione nelle valli lagunari per vivificare queste grandi aree come patrimonio UNESCO, come patrimonio MAB UNESCO. Questo qua è un patrimonio estremamente importante e delicato delle aree vallivo-lagunari del nostro delta. Sviluppiamo progetti di ricerca scientifica, generalmente finanziati dalla Comunità Europea con il LIFE, Interreg, e in più facciamo manutenzione. Questo è un esempio di manutenzione di un ponte che è crollato, però a supporto delle istituzioni locali, quindi dei comuni e delle comunità che vivono sul territorio. Abbiamo una potenzialità della rete ecologica, però vedo che il tempo è tiranno, quindi io scavallerei sta roba qua e vi farei solamente vedere l'ultima parte,
perché mi interessa molto. Andiamo un po' avanti e volevo farvi vedere invece legata all'irrigazione quello che è oggi l'attività dei consorzi di bonifica come custodi dell'agrosistema irriguo. Perché dicevo questo? Perché nell'immaginario ormai di tutti, anche consolidato in termini di studi scientifici, dicono che l'agricoltura beve il 70% dell'acqua mondiale e 2 miliardi di persone sono a secco. Il 90% delle risorse idriche del mondo sono consumate dai sistemi degli allevamenti e delle coltivazioni. Beh, abbiamo messo un'immagine qua un po' stranita che effettivamente dice questo, ma il consumo dell'acqua, una volta si parlava di ciclo dell'acqua, quindi la ricarica della falda, l'evapotraspirazione, l'utilizzo dell'acqua per far vivere un territorio e quindi un'irrigazione che alimenta un sistema irriguo, un agrosistema e genera servizi per la collettività. L'acqua non è consumata, ma rimane in circolo sul territorio. Quindi non consumo l'acqua, ma la utilizzo. L'agricoltura non può essere additata di utilizzare, o meglio consumare, il 70% dell'acqua dolce del nostro pianeta. Perché grandissima parte di quest'acqua, lo dimostriamo nel Veneto, viene lasciata nel territorio e serve a generare quei servizi ecosistemici importanti per chi ci vive sul territorio. Esempi di di servizi ecosistemici dell'agrosistema irriguo. Li abbiamo elencati: la fitodepurazione, le fasce tampone, l'infiltrazione, i corridoi ecologici, la pesca sportiva, l'acquacoltura, i parchi delle ville, il valore paesaggistico dei canali, i parchi privati e storici, percorsi ciclopedonali lungo i canali, la produzione di energia pulita come l'idroelettrico e la vivificazione dei canali legati purtroppo agli scarichi industriali e anche urbani. Ecco, tutti questi servizi hanno possibilità di essere realizzati solo perché nei canali e nel territorio gira acqua irrigua. Quei 5 miliardi di metri cubi che vi avete visto prima sono prelevati dall'agricoltura, dai fiumi e dalle derivazioni, vengono lasciati in un territorio, una parte ad utilizzo delle piante e quindi delle culture, e un'altra grandissima parte per tutti questi servizi ecosistemici. Ora proviamo a vedere alcune immagini. Vedete, questo è un esempio di aree di infiltrazione. Noi riusciamo ad infiltrare circa 992 milioni di metri cubi ogni anno di acqua attraverso i nostri canali che va nel sottosuolo. Abbiamo l'esempio di fitodepurazione di queste aree dove abbiamo costruito in maniera sinuosa il corso d'acqua perché possa essere fitodepurare e migliorare la qualità dell'acqua. Abbiamo 432 ettari di aree di fitodepurazione. Vivifichiamo le acque attraverso gli scarichi, questi sono scarichi che se non trovano l'acqua nel canale, questo scarico qua inquina. Abbiamo 7.000 chilometri di canali che vivificano le acque. Abbiamo produzione di energia rinnovabile, totale di circa 32 milioni di kilowatt ogni anno. Scusate. La pesca sportiva, anche qua con notevoli impianti a servizio di questa attività ludico-ricreativa. I parchi pubblici utilizzano l'acqua irrigua dei canali dei consorzi di bonifica per essere alimentati. Abbiamo percorsi ciclopedonali lungo i canali e i fiumi per 3.700 chilometri. Abbiamo 1.300 siti storico-culturali che vivono attraverso la risorsa idrica, la risorsa acqua. Abbiamo un valore paesaggistico estremamente importante. Abbiamo tratti di canali vincolati per 4.000 chilometri. Allora capite bene che questo è un fattore importante di resilienza di irrigazione. Senza l'irrigazione non potrei avere quei servizi ecosistemici che abbiamo visto. Quindi quando si dice che l'agricoltura consuma e utilizza la risorsa bisogna stare molto attenti,
perché l'agricoltura, grazie alla pratica irrigua, noi riusciamo a distribuire su un territorio miliardi di metri cubi di acqua che hanno generato il territorio e il paesaggio che vi ho fatto vedere. Abbiamo messo a confronto due immagini, uno della Bassa Veronese e uno del Pakistan, a Karachi. Sono due immagini che vengono spesso prese anche nella bibliografia. Sì, ho l'agricoltura in Pakistan, però vedete il colore di quel territorio. È un colore che tende alla desertificazione, tende alla carenza idrica. Là gestiscono l'acqua in maniera puntuale, vanno a irrigare esclusivamente il campo. Il campo è verde, il territorio diventa arido. Non ho l'acqua che mi crea servizi ecosistemici, che mi genera un paesaggio. Ho un territorio che usa l'acqua solo per l'agricoltura, in maniera efficiente, in maniera controllata, però mi trasforma un paesaggio. Dall'altra parte ho un territorio verde, ho un territorio che grazie alla distribuzione dell'acqua genera servizi ecosistemici, grazie all'irrigazione genera un territorio. E questo, per finire, una riflessione finale, è un cambio di paradigma. Le derivazioni, cioè quindi i prelievi di acqua, sono solo irrigui e quindi agricoli, oppure anche ambientali e quindi finalizzati a un bene comune, a un territorio dove viviamo e alla collettività. Ecco, l'immagine sopra è esattamente uguale di quella che vi dicevo prima. Questi sono territori irrigati con produzione di altissima qualità. Li troviamo in America, li troviamo in tantissime parti del mondo, dove ho un'agricoltura altamente specializzata, realizzata esclusivamente utilizzando l'acqua di irrigazione, intubandola, non gira per il territorio, serve solo ad alimentare la cultura. Ho un territorio desertificato. Il nostro, quello sotto, che è una foto del nostro territorio, ha un aspetto ambientale e paesaggistico estremamente importante. Non abbiamo un'agricoltura intensiva come quella che abbiamo sull'immagine sopra. Abbiamo un'agricoltura inserita su un territorio che mi ha generato un paesaggio, che mi ha generato un aspetto ambientale fortissimo. Allora ecco che la risorsa per l'irrigazione non va condannata, va migliorata nella sua efficienza, perché deve essere usata in maniera efficiente, ma attenzione che tantissima dell'acqua che noi preleviamo da un canale, da un fiume, la dobbiamo rilasciare e mantenere sul territorio, perché solo se la manteniamo sul territorio riusciremo a garantire quell'immagine, quella cartolina che è il nostro Veneto oggi anche agli occhi di chi viene, del turista. Quindi il valore non è solo agricolo, ambientale, ma anche turistico e paesaggistico. Ecco, io mi fermo qua, abbiamo saltato un capitolo, però in realtà è molto più che sufficiente per aver inquadrato, e scusate se sono stato noioso, tutte le attività che svolgono i consorzi di bonifica in relazione poi anche agli obiettivi ambientali di sostenibilità che sono inseriti nel progetto. E vi ringrazio. Grazie direttore, anche questa ultima riflessione è molto importante, avendo a che fare anche con i ragazzi che molto spesso si mettono al lavoro e fanno ricerche di questo tipo. Non è facile avere notizie di un certo tipo. Certo che se loro cercano in internet trovano quell'immagine che lei ci ha mostrato prima del fatto dell'utilizzo dell'acqua in un certo modo, che è solo una parte del problema in realtà che abbiamo visto e capito. E quindi questo penso sia uno spunto importantissimo anche per i docenti e per i ragazzi stessi che poi giovedì sentiranno queste cose, logicamente con anche terminologia un po' diversa, un po' più facile, meno tecnica, diciamo così, per i ragazzi. Però ecco, quello che volevo dire è che anche questo incontro è importante poi per il lavoro in classe con i ragazzi. Direttore, se c'è qualche domanda magari in proposito, qualche docente vuole fare qualche domanda, noi siamo a disposizione. Chiedo di vedere anche a voi che avete un quadro più completo anche dei presenti, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Prego.
Se non c'è nessuno, No, Buonasera, io posso... buonasera, si sente? prego. Sì, Marco Poltronieri, Istituto Medici di Legnago. Niente, volevo capire, intanto ringrazio per la presentazione, molto ben fatta e interessante. Volevo capire, poi operativamente voi presenterete la cosa, immagino, in maniera simile ai ragazzi, giovedì, quindi il ruolo dei consorzi, cosa fanno dal punto di vista ecologico, ambientale, utilizzo di risorse idriche, e poi si era già spiegato già giovedì una prima parte di cosa dovremmo, cosa dovranno i ragazzi produrre in base a questo progetto, o Sì. sarà solo questa presentazione? Ecco, quello volevo capire un attimo. No, certo, sarà proprio così. Già adesso io vi darò delle dritte, insomma, diciamo, chiamiamole così, insomma, delle indicazioni, poi anche con mia collaboratrice Diana Mantegazza vi dirà nello specifico cosa dovrete realizzare. Diciamo che sono due le tipologie di prodotto che dovranno essere realizzate. Una è per le scuole secondarie di primo grado, che sono queste 4 immagini grafiche a tecnica libera, a vostra discrezionalità, che cerchino di raccontare attraverso una sorta di storytelling, se vogliamo, o che diano degli spunti nel loro accostamento l'una all'altra rispetto alle tematiche che verranno illustrate giovedì, che sono in parte queste che avete sentito dal direttore Crestani. Per le secondarie di secondo grado invece ci sarà la realizzazione di un video della durata di 1 minuto e che deve contenere al suo interno uno slogan che lanci un messaggio a proposito della sostenibilità e di questo tipo di attività che i consorzi fanno. Queste sono un po' le parti, questa è un po' la parte, diciamo, più generale. Nello specifico ci sarebbe la dottoressa Mantegazza che vorrei che facesse un riferimento proprio più specifico. Non so se è collegata adesso o può parlare o... Mi sentite? Eccola, benissimo. Ok, allora Prego, io Diana, vi condividerei lo schermo con un'infografica dove avete già tutti i riferimenti che poi eventualmente vi possiamo anche inviare. Allora, un momento solo. Ecco qui. Allora, qui abbiamo le 2 tipologie di... Che non vediamo, Eccola qua. Sì, il tempo di caricare. Ok, abbiamo le 2 tipologie di elaborati che gli studenti dovranno produrre. Per la secondaria di primo grado abbiamo quindi un prodotto di tipo immagine grafica. Qui abbiamo l'estensione dei file che possono essere consegnati, quindi il classico JPEG, il PNG o un PDF. E vi chiediamo appunto di acquisire l'elaborato, che potrà essere anche banalmente un cartellone realizzato dagli alunni, in collage con tecnica mista, quello che siete molto liberi insomma sul tipo di tecnica da utilizzare. L'importante è l'acquisizione di questo elaborato. Può essere fatto o tramite scanner, se avete appunto a disposizione uno scanner di quelli di tipo plotter che può acquisire anche cartelloni molto grandi, oppure una banalissima fotografia fatta con una fotocamera almeno da 8 megapixel, in modo che ci permetta poi di poterli stampare anche in dimensioni molto grandi. Quindi basta tranquillamente insomma una qualsiasi fotocamera di un qualsiasi smartphone, che da adesso in poi insomma sono tutte fotocamere superiori agli 8 megapixel. Mentre per quanto riguarda il video, il formato che noi accettiamo è l'MP4, perché è il formato più universalmente usato e più semplice da produrre. Vi chiediamo per entrambi gli elaborati di lavorare in orizzontale, quindi sia i cartelloni sia il formato video in orizzontale, possibilmente evitiamo insomma le riprese in verticale stile storie di Instagram eccetera. Il video deve essere realizzato con della durata massima di 60 secondi, quindi 1 minuto per quanto riguarda il contenuto.
Al di fuori di questo minuto avremo i loghi che vi forniremo da mostrare per 5 secondi all'inizio e le informazioni relative appunto alla scuola, al plesso, la classe, l'anno scolastico e il docente referente. Anche questo basta semplicemente un'immagine da lasciare in sovrimpressione per 5 secondi, scusatemi, da considerarsi esclusi dal video di 1 minuto. Quindi abbiamo 5 secondi loghi, 5 secondi informazioni e il video della durata massima di 60 secondi. Se dura meno non c'è problema. Nel video è richiesto l'inserimento di uno slogan, quindi al di là della storia raccontata attraverso appunto le immagini, nel video deve essere presente uno slogan che riassuma il messaggio che la classe intende veicolare con il prodotto. Sì, e le date, Diana, ricordiamo le date di consegna che sono importanti. Allora, torniamo qui, abbiamo data di consegna per la secondaria di primo grado, 25 marzo 2022. L'indirizzo a cui inviare gli elaborati è segreteria@ambiveneto.it. Si possono inviare i dati attraverso WeTransfer. Per la secondaria di secondo grado invece, quindi in formato video, la scadenza è il giorno 1 aprile 2022. Anche questo può essere inviato il file a segreteria@ambiveneto.it attraverso WeTransfer. Vi chiediamo anche di fare una piccola attenzione, insomma, anche a come nominare il file in modo da permetterci di distinguere, soprattutto se i file magari vengono spediti dallo stesso docente e fanno parte di uno stesso istituto comprensivo, ma magari sono plessi diversi. Quindi il file deve essere nominato con il nome dell'istituto comprensivo, quindi IC e il nome dell'istituto, trattino basso il nome del plesso, trattino basso la classe in numero romano, trattino basso il numero dell'immagine, perché appunto sulle immagini noi vi chiediamo di produrne 4 e se voi ci indicate il numero noi sappiamo l'ordine con cui poter visualizzare le immagini prodotte, mentre per i video essendo un file unico non serve il numero. Perfetto. Queste cose ve le invieremo anche via mail, così avrete un quadro più completo e riassuntivo. Una cosa importante che mi preme dire è che appunto faremo anche un altro incontro, lo faremo verso metà febbraio, più verso un po' fine febbraio, diciamo, con i consorzi di bonifica, cioè le scuole partecipanti verranno divise per territorio e vedremo degli esempi concreti attraverso proprio il lavoro sul campo dei tecnici dei consorzi di bonifica che ci presenteranno delle aree collegate a quanto detto dal direttore Crestani, quindi alla sostenibilità e a tutti questi temi. Così avrete anche più materiale su cui lavorare. Mi sembra che abbiamo detto tutto, poi giovedì ci rivedremo e lo spiegheremo anche ai ragazzi questo, insomma andremo anche con loro un po' nello specifico, cercheremo di dare magari loro degli spunti più diretti proprio per iniziare a lavorare. Non vogliamo mettere vincoli alla creatività. Una cosa importante anche è il fatto che le immagini migliori verranno premiate, come avete visto nel momento dell'iscrizione. Stiamo definendo nello specifico i premi anche in base alla situazione Covid, perché avevamo in mente delle visite, delle cose, vediamo se si possono realizzare. Nel caso saranno il prossimo anno scolastico, vediamo un po' come riusciamo a combinare il tutto. E poi sì, sapete che è un po' un work in progress perché purtroppo la situazione è quella che è. Quindi sarete informati anche di questo e tutto quanto. Per il PCTO, sì? Non sentivo una voce. Per il PCTO 1, per i ragazzi del PCTO 1, loro dovranno realizzare il calendario della bonifica
attraverso le immagini che arrivano da questo concorso, insomma, e quindi è anche bello come i materiali diventano a loro volta, materiale informativo e divulgativo con uno sguardo diverso e con funzioni diverse, insomma. Quindi c'è anche questo aspetto che mi sembra interessante e i video più belli poi saranno inseriti nel nostro sito e anche in varie televisioni, in vari momenti divulgativi che Ambiveneto poi utilizzerà e è solita utilizzare per pubblicizzare e per raccontare le sue attività. Riceverete anche una liberatoria per questo. Tommaso? Sì. Allora, vedo che c'è una mano alzata di Roberto Vaglio che vorrebbe fare una domanda e poi aggiungo un'altra cosa io sulle licenze delle immagini. Grazie, perché non vedo tutti da qua. Ecco. Se posso chiedere, sì? C'è un ritorno disponibile. So come mai. Anche prima. Provo a togliere. Sì, così. Non è che magari ha due dispositivi accesi? Forse è meglio, scusate. Siccome vedevo classi e gruppi classi, vuol dire che una classe può dividersi in gruppi e presentare più video, per esempio, più No, prodotti? era per spiegare appunto che se c'è la classe singolarmente può dividersi in gruppi e ogni gruppo può creare un'immagine, però alla fine ogni classe deve creare 4 immagini. Gruppi classe è inteso perché magari alcuni fanno delle attività extra scolastiche e allora è un gruppo formato da più ragazzi che però presenta un suo che non che sono di varie classi, insomma, e che presentano un loro elaborato. Una classe e un prodotto. Una classe, sì, un prodotto costituito da 4 immagini, esatto. Sì. O un gruppo classe che presenta un prodotto, insomma, ecco, composto da 4 immagini. Grazie. Poi se avete qualcosa sapete che potete scriverci e vi rispondiamo a stretto giro. Tommaso, c'è anche Liliana Oliva che voleva fare una domanda, vedo una mano alzata. Un attimo che ho visto il professor Mazzaglia che ha scritto se le immagini devono essere per forza correlate. Ecco, ne parlavamo anche stamattina con Diana, l'interessante sarebbe vedere una sorta di racconto, però possono essere anche a sé stanti, ognuna delle quali può raccontarci un aspetto diverso. Questo è libero, insomma, da parte vostra, non c'è nessun problema. Prego, professoressa. Sì, buonasera. Volevo chiederle, l'incontro di giovedì, Sì. quindi aperto anche alle classi che seguiranno il PCTO o è più dedicato per le prime e le seconde, diciamo, che lavoreranno sul discorso video? Parlo per la secondaria di secondo grado. Guardi, noi consigliamo di essere presenti anche per i ragazzi perché comunque sia le cose che verranno dette saranno utili e daranno uno spaccato regionale di quello che poi sarà il loro lavoro nello specifico proprio per il PCTO. Quindi sì, meglio tutti. Meglio tutti, sì. Sì, e poi vi chiedo un'altra cosa che mi ha incuriosito prima nella presentazione, che hanno detto che ci sono adesso 10 consorzi e 1 di secondo grado. Così sì. Mi chiedevo che differenza ci fosse tra un consorzio normale, fra virgolette, e uno di secondo grado, che mi aveva incuriosito perché l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Ma Sì, se non è il luogo non importa. No, beh, è un consorzio che ha a che fare con un'opera in particolare. Posso intervenire io qui intanto? Certo, Mauro, certo. Io sono Mauro Poletti, ufficio comunicazione Ambiveneto, il mio direttore si è assentato un attimo. Allora, i consorzi sono gli enti che gestiscono i comprensori. Il comprensorio è l'area geografica, intendiamoci. Quindi ci sono 10 consorzi che operano su 10 comprensori. Poi vi è un consorzio di secondo grado che non è per la gestione di un comprensorio, ma per la gestione di un'opera sola, un'opera importante. Si chiama Consorzio LEB, sta per Lessinio Euganeo Berico, e gestisce l'opera omonima, cioè il canale Lessinio Euganeo Berico, che è un canale che parte
dalla provincia di Verona, arriva a Montegaldella, tra la provincia di Vicenza e Padova, e distribuisce acqua irrigua in un'area molto, molto ampia. È un canale importante, per cui ha un consorzio il cui consiglio di amministrazione è composto da altri 3 consorzi, da cui il secondo grado, cioè 3 consorzi che sono il Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta, il Consorzio Bonifica Adigio Ganeo e il Consorzio Bonifica Bacchiglione, perché quest'opera importante serve questi 3 consorzi. Ecco, questo è il motivo sostanzialmente. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, la ringrazio. Diana, vedi altro? C'è altro, Diana? Altre domande? Volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda l'elaborazione delle immagini, sia per quelle diciamo delle 4 grafiche, sia per il video. Vi chiediamo di utilizzare soltanto musiche ed eventualmente immagini originali prodotti da voi o con licenza libera, quindi non possiamo accettare video con musiche che siano coperte da copyright. Possiamo accettare eventualmente Creative Commons, la licenza Creative Commons o comunque licenza libera. Perché appunto le immagini poi vengono utilizzate per creare opere derivate attraverso il PCTO, ma anche per essere diffuse attraverso i canali di comunicazione di Ambi Veneto e dei consorzi. Io ho visto una domanda, 2 domande. Allora sì, ogni video, un video per classe naturalmente. Poi se vi mettete d'accordo tra 2 classi di realizzare un video unico non c'è nessun problema, ce lo presentate come opera di 2 classi. Questo non mettiamo limite a questo, insomma, in sostanza. Non più di 2 classi insieme, però ecco, anche per una questione poi di premiazioni e di tutto quanto. Poi ho letto anche un'altra domanda. Allora, non ci sono laboratori nello specifico, perché questo è un percorso concorso, quindi faremo questo incontro giovedì e poi un altro sempre con i ragazzi a febbraio, vi sarà data la data prima possibile, e poi sarà un lavoro in autonomia da parte dei ragazzi con i docenti. Le immagini che si possono utilizzare possono essere anche immagini appunto legate al territorio veneto, nulla vieta, diciamo, e anche immagini originali vostre, ricreate sia graficamente che poi anche a livello video di elaborazione grafica, quindi non c'è nessun problema. La tecnica è libera anche nei video, anche l'animazione è consentita se c'è qualche ragazzo bravo che sa, passatemi il termine, smanettare con queste cose. Insomma, penso che sia anche un'occasione per poter dare ai ragazzi l'occasione di portare delle conoscenze, delle competenze esterne e che possano poi renderle al mondo scuola, diciamo, e renderle al servizio di qualcosa che si fa all'interno della scuola stessa. Vedo altre domande, datemi un attimo. Tommaso, c'è nella chat viene chiesto anche se i territori di riferimento che saranno oggetto appunto degli elaborati degli studenti devono essere in appartenenza alla scuola o se possono essere anche distanti dalle scuole. Io direi che è meglio concentrarsi sul territorio di competenza della scuola, quindi cerchiamo insomma di dare anche modo agli alunni di guardarsi intorno e di capire qual è il territorio in cui vivono, ma se vogliamo allargare lo sguardo anche ai territori del Veneto in generale possiamo anche considerare quest'altro aspetto, insomma. Certo. Diana, una domanda più tecnica che forse anche per te. Per la lezione di giovedì bisogna iscrivere ogni singola classe o è sufficiente un'iscrizione unica? Allora, per le classi che saranno collegate da scuola, noi vi chiediamo di accedere alla riunione registrando l'account del docente. Quindi inserite nome e cognome, registrate nome e cognome del docente con l'email che utilizza il docente per fare lezione.
e accedete così. Per invece gli alunni che saranno in didattica a distanza, come vi aveva suggerito anche all'inizio della riunione Tommaso, noi consigliamo di fornire piuttosto la registrazione dell'incontro per evitare di avere troppi alunni connessi insieme e quindi non avere la sicurezza degli accessi. Altrimenti dovreste fornirci tutti i nominativi dei singoli studenti che si connettono per monitorare che non ci siano appunto accessi di esterni alla riunione. E ci sono ancora domande, Diana, che vedo un attimo, proprio a proposito di questo. Così avevo alzato la mano per non scrivere troppo, se posso parlare. Sì, prego, prego. Sì. Ho innanzitutto scritto che secondo me lavorare con 25 persone, fare un unico video, siccome li facciamo spesso i video è un po' difficile, quindi io pensavo di fare piccoli gruppi e se ve ne serve uno al limite sceglierò io il migliore. Perché 25 Oppure per i pezzettini ciascuno, professoressa, potrebbe essere un un'idea. minuto mi sembra un po' impossibile far fare 25 persone, secondo me, perché, per la mia esperienza, perché ne abbiamo fatti tanti di video e la vedo un po' dura. Un'altra cosa, se per un fatto di equità non posso dire al ragazzo che sta a casa di non partecipare, perché se tutta la classe partecipa a questa lezione loro hanno diritto di partecipare, non posso escluderli, non è una cosa... Noi consigliamo questo, dopo se voi ci dite ci fornite il nominativo del ragazzo con la sua mail e che poi, perché noi sappiamo chi è che entra nella lezione. Certo, quindi noi il giorno prima, perché sa come sono queste cose, purtroppo. No, noi poi dopo se il ragazzo ha problemi di connessione è un discorso, però noi dobbiamo fornirlo. Scusi ancora un'altra cosa, siccome noi abbiamo poi anche gli intervalli, va detto che durante le 2 ore non possono essere consecutive, penso che sia per tutte le classi così, penso per tutte le scuole, noi abbiamo poi degli intervalli di un quarto d'ora, quindi poi bisognerà prevedere una pausa tra un'ora e l'altra, anche perché c'è il cambio di docente, dire. E poi per il video ci possiamo accordare, però io la vedo un po' difficile far lavorare tutti e 25 su un unico video. Questo era il mio dubbio. Grazie. Va bene, dopo vediamo insieme e ci accordiamo, professoressa, non c'è problema, insomma, vediamo come lavorate, magari da un'idea, non è detto che non si riesca a lavorare tutti insieme, insomma, ecco. Ma comunque la soluzione la troviamo, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda i ragazzi ci segnalate i nomi, se volete che partecipino, sapete che devono essere con la connessione. Allora una cosa vi chiedo, non sarà possibile che ci mandiate la comunicazione giovedì mattina per giovedì mattina, ecco questo è un po', vi chiedo cortesemente entro mercoledì pomeriggio e dopo chi arriva dopo purtroppo si seguirà la registrazione per un problema di organizzazione nostro, insomma, in sostanza tutto qua. Vedo delle domande, Diana, stai guardando anche sul discorso dei link. Sì, allora abbiamo impostato la partecipazione alle riunioni attraverso la registrazione per evitare che poi il link possa girare liberamente ed essere condiviso dagli studenti senza controllo, per cui abbiamo chiesto appunto di accedere attraverso registrazione in modo da monitorare anche gli accessi alla riunione ed eventualmente limitare eventuali disturbatori. Concordo, professor Stevanato, sul fatto che ci si può organizzare un attimo e l'intervallo si può spostare o prima o dopo per quella classe, insomma, ecco, in modo da fargli fare 10 minuti, un quarto d'ora prima che si colleghino e così, insomma. Penso anch'io che sia una soluzione e anzi grazie per darci degli spunti, insomma, che possono magari servire ad altri colleghi. Il cambio di docente, quello non possiamo farci niente, logicamente lì c'è e non c'è bisogno. Uno stesso docente non può accedere su più dispositivi, ecco, questo è un'altra cosa. Bisogna che il docente che segue quella classe si iscriva.
Sì, leggevo la domanda se un docente ha più classi. È vero che che voi avete, alcuni di voi sono referenti per più classi e anche per progetti diversi, perché c'è magari qualcuno che è referente sia per il PCTO sia per le stagioni della sostenibilità, ma in classe nel momento in cui ci si connette ci sarà un collega che si registrerà con l'account proprio che utilizza per fare lezione e presterà la presenza in qualità di sorvegliante della classe in quel momento per l'accesso appunto alla riunione. Vi chiediamo anche di accedere alla riunione e fare da filtro per eventuali domande senza lasciare che gli studenti possano avere accesso diretto al computer, perché anche qui per esperienza insomma è meglio che l'amministrazione della riunione sia sempre sotto il controllo di un docente. Anche perché registreremo l'incontro e quindi meglio non si vedono, poi noi oscureremo comunque se succede che si vede qualche ragazzo, però è sempre meglio far così. Se ci sono altre cose... Ah, vedo l'elenco dei docenti che saranno presenti. Beh, se li fornite meglio. Classi sarebbe utile, grazie. Grazie, in modo sì. da poi accedere, passare dalla sala d'attesa e permettere l'accesso ai nomi che abbiamo registrato, che era una cosa comunque che vi abbiamo chiesto alla fine dell'incontro di oggi. Ecco. Non so se ci sono altre richieste, poi casomai comunque ci sentiamo domani, potete scriverci, chiamare la segreteria, dopo vi dà anche il mio numero, quello di Diana, insomma, e cerchiamo di risolvere per quanto possibile, insomma. Basta, mi sembra, vero? Non vedo altre domande. Ok. Sì, Tommaso, vedo che c'è Liliana Oliva che dice: avete bisogno dell'elenco dei nomi dei docenti che saranno... ok, perfetto. Sì, meglio di sì. Se meglio di sì, che se ci fornite anche quello che sia diverso dai referenti che noi abbiamo, basta una mail e così sappiamo proprio per organizzare al meglio la riunione in sostanza. Ecco. Bene. Io vi ringrazio ancora tanto per la disponibilità, perché siete rimasti fino alla fine. Ci vediamo giovedì con i ragazzi e poi vi forniremo nei giorni successivi a stretto giro tutte le informazioni, le slide, le cose che ci avete chiesto, così in una comunicazione unica mandiamo tutte le informazioni da voi richieste e i contenuti che possono aiutarvi poi a sviluppare il progetto in classe. Sì, ci saranno anche forniti in un secondo momento i loghi da inserire poi all'inizio dei vari video, li verranno caricati nel sito di Ambi e saranno disponibili per essere scaricati insomma in tempi brevi, non appena avremo i loghi di tutti i partner. Diana, c'è il direttore che vuole salutare o è impegnato in questo momento? Non riusciamo ad averlo con noi, non riusciamo ad averlo. Impegnato, va bene. Allora lo vedremo giovedì. Va bene, grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Buonasera. Arrivederci. Buona serata, grazie. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie.